Sarebbero 259 le persone accusate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza e indagate per truffa ai danni dello Stato nelle province di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano. Le violazioni contestate a cittadini non italiani sono pari ad 1/3 del dato complessivo. Il danno accertato è stato stimato in oltre 2,5 milioni di euro, che le persone denunciate dovranno restituire all'erario. Oltre 24.000 articoli pirotecnici, contenenti in totale 17,5 kg di polvere esplosiva e conservati in luoghi non a norma, sono stati sequestrati, dopo 2 diversi interventi del gruppo operativo anticontraffazione della Polizia Locale di Milano, a cavallo di Capodanno. Il materiale esplosivo era posizionato vicino a cavi elettrici e a stretto contatto con carta, indumenti, oggetti in plastica e altro materiale altamente infiammabile, come vernici, accendini a gas e bombolette di propano. La Polizia di Stato di Milano ha catturato in Spagna un uomo greco di 30 anni, ritenuto un narcotrafficante internazionale, membro di una radicata associazione a delinquere attiva in tutta Italia. Il trentenne è gravemente indiziato di aver gestito i traffici sul territorio romano e in diverse occasioni, per il tramite di altrettanti corrieri, di aver ritirato ingenti quantitativi di droga nel capoluogo milanese destinati al mercato della capitale. Sono già in circolazione per effettuare i necessari test di esercizio e di settaggio i primi 11 bus full electric da 8 metri impiegati nel trasporto pubblico locale nella città di Catania. I primi 11 autobus a emissioni zero e un ridottissimo impatto acustico sono equipaggiati con motore elettrico che garantisce un'autonomia di circa 300 km e dotati di aria condizionata. I mezzi hanno 49 posti per i passeggeri, di cui 18 a sedere, sono tutti dotati di pedana per l'accesso dei disabili e a bordo è previsto un apposito spazio per la carrozzina. Sabato 7 gennaio a Verona una manifestazione per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e nel mondo. Un appello rivolto a tutti, laici, cattolici, protestanti e ortodossi, per un futuro pacifico e condiviso. Oltre al sindaco Damiano Tommasi interverranno il vescovo di Verona Monsignor Domenico Pompili, la presidente di Emergency Rossella Miccio, la portavoce Forum Terzo Settore Vanessa Pallucchi, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il fondatore della comunità di Sant'Egidio Andrea Riccardi. A Vicenza i soldi del PNRR sono stati investiti in un progetto ambizioso e impegnativo, volto al miglioramento dell'area est della città. Ripongono grande fiducia in questo progetto il sindaco Francesco Rucco e l'assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi, che vogliono cogliere l'occasione per riqualificare Campo Marzo e dunque ridurre, se non annullare, il degrado sociale che da sempre caratterizza l'area est della città di Vicenza. Nello specifico, per rendere accessibile l'area cittadini, è prevista la piantumazione di arbusti tappezzanti alti 30-40 cm, il potenziamento dell'illuminazione esistente in aggiunta alle reti di videosorveglianza in modo da aumentare il livello di sicurezza dell'area, oltre al mantenimento dello stato dei viali andando ad eliminare le pericolose buche presenti nella pavimentazione. Per incentivare il mantenimento delle aree verdi e migliorarne la fruizione, i progettisti hanno pensato anche all'inserimento di 2 servizi igienici autopulenti. L'obiettivo non è quello di alterare l'area, tantomeno stravolgerla. Tutto ciò che costituiva il parco necessitava azioni di bonifica e grazie a questo capitale ora è possibile. I cittadini potranno finalmente godere di un'area all'aperto degna d'utilizzo, nella speranza che l'educazione e il buon senso contribuiscano al suo mantenimento.